ci sono contatti, sono in fase anche molto avanzata e io credo che, sono fiducioso che ci sia un obiettivo da parte di tutte le altre forze non di centrodestra e quindi di tutte le altre forze che non sostengono Macron e non hanno sostenuto Macron, per arrivare all'obiettivo comune di cambiare sindaco di Castelfranco. Chiama a raccolta tutte le forze che vogliono il cambiamento a Castelfranco. Sebastiano Sartoretto, che il 4 e 5 ottobre mira alla rimonta per la conquista della città dopo 10 anni di amministrazione leghista. Ore decisive per gli eventuali apparentamenti con le liste che al primo turno hanno sostenuto Gomierato, Zurlo e Bernardi, ed un forte appello ai 12.000 castellani che si sono astenuti. Io credo che lo sforzo maggiore sarà ottenere la riconferma della fiducia da parte di chi ha sfiduciato Macron e far andare a votare coloro che se ne sono stati a casa. Sanità, sostegno alle attività economiche, rilancio culturale del centro, strutture sportive, qualità della vita, molti progetti sui quali Sartoretto punta in vista del ballottaggio per sfidare Stefano Marcon. È venuto meno, per colpa di questa amministrazione, l'orgoglio di essere castellani e di abitare in una città che fino a 10 anni fa era un faro della provincia di Treviso e del Veneto per quello che si faceva, per come si viveva, per come si progettava.